Benvenuti qui al Punto a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Pozzuolo del Friuli, Denis Lodolo. Caro sindaco, benvenuto. Grazie Enzo per l'invito, buonasera a tutti. Bene, allora, qual è la situazione sul territorio di Pozzuolo del Friuli? Ci siamo sentiti all'inizio dell'anno, mi pare che avevi molte cose da dire e anche da fare. La situazione della pandemia ha un po' bloccato tutto, però la situazione sul territorio eri preoccupato per le attività economiche. Ed è stato così perché praticamente abbiamo avuto che qualche attività non è ripresa. Ecco, abbiamo qualche attività sia di bar e sia di altro tipo, parrucchiere o altre cose, non sono riuscite a ripartire. Noi abbiamo cercato di dare una piccola mano, almeno un segno, non sono grandi soldi, però almeno un segno, pagando la rata della Tarip i primi 6 mesi di quest'anno a quelle che hanno avuto chiuso per un periodo rilevante, insomma. Quindi abbiamo cercato di sostenere nel nostro piccolo... La situazione è un po' complicata e quindi Mm. andrà di tempo, no? Sì. Ecco, poi mi pare che avevi qualche intenzione sul piano regolatore generale. Sì, abbiamo lavorato parecchio sul piano regolatore, abbiamo ricevuto diverse domande, abbiamo appunto accolto gran parte, insomma quello che si poteva, e stiamo facendo un grosso lavoro su 3 piani, tutti coordinati insieme. Lì abbiamo l'assessore Garbino che se ne occupa e che è molto, diciamo, preparata. E lì abbiamo sia il piano regolatore generale, la variante, dove praticamente diciamo, abbiamo cercato di dare risposta alle necessità edificatorie di alcuni cittadini e di attività, soprattutto l'attività, perché dobbiamo aiutare le attività. Poi abbiamo fatto il piano della mobilità sostenibile, tutto collegato col piano regolatore, e il BC Plan, quindi 3 piani con professionisti collegati fra di loro. Siamo andati un po' lunghi, ma per averli tutti e 3 sincronizzati e poter lavorare sul territorio in modo omogeneo e corretto. E questo è stato accolto dal Consiglio Comunale in maniera unanime oppure c'è stato Sì, no, c'è stato anche il Consiglio Comunale diciamo, ha riconosciuto questo intendimento. I lavori pubblici, no? I lavori pubblici siamo impegnati su diversi fronti, a parte le fognature che ce le sta facendo fortunatamente il CAF, sono partite, quindi abbiamo il paese di Pozzuolo finalmente che comincia a essere dotato di questa infrastruttura. E, oltre a quello abbiamo 4 grossi impegni, lavori. Abbiamo, uno è la discarica della Soceco che deve essere messa in sicurezza, e lì partiranno, è stata finalmente chiusa la gara europea di quasi 3 milioni di euro per sistemare questa diciamo bomba ecologica, chiamiamola, perché va messa in sicurezza. Poi abbiamo un altro lavoro, è quello dell'ipovia. Sì. Praticamente vorremmo collegare da Mortegliano fino a Basaldella, passando per tutto il nostro territorio, creare questa via per biciclette, camminare a piedi, cavallo, cioè tutto in modo da collegare. E lì è un bellissimo progetto che adotteremo appunto già nel prossimo consiglio di giovedì 14 luglio. Quindi 15 luglio, scusi. E poi abbiamo i lavori qui del municipio, qui è un grosso lavoro di ristrutturazione, abbiamo tutta un'ala che ormai è gravemente deteriorata, abbiamo dovuto anche spostare gli archivi in altro loco e quindi dobbiamo sistemare. Lì abbiamo un contributo regionale che dovrebbe assicurarci la sistemazione di tutto questo edificio. Poi stiamo lavorando sulla zona delle scuole, l'area sportiva, l'abbiamo sistemato tutta, lì finalmente la pista
di pattinaggio è stata lisciata e portata finalmente a compimento, perché era praticamente inutilizzabile prima, e poi tutta l'area della sagra e l'area del campo di basket. Praticamente adesso avremo finalmente un campo di basket omologato con le misure giuste, perché sapete che sono cambiate le misure, quindi non avevamo neanche un impianto adeguato. Adesso Ma anche tutte le attività riprenderanno, insomma, e speriamo anche che tutte le attività riprendano, assolutamente sì. Ecco, Sindaco, senti, io sto sentendo un po' che in vari comuni c'è il problema dei servizi, e uno dei servizi, oltre a quelli comunali, c'è anche il servizio postale, che è un qualcosa di ormai non si può prescindere da Noi questo. in questo momento siamo fortunati, perché abbiamo ancora la dotazione di 2 uffici, quello di Terenzano e quello di Pozzuolo. Abbiamo addirittura fatto un avance, insomma, alle poste, dovendo ristrutturare la scuola elementare 30 ottobre, e vorremmo creare al piano terra una zona commerciale che potrebbe essere corretto, diciamo, l'insediamento proprio della posta, per dargli Centrale, maggiore un po' più centrale, centralità. Com'è? un po' più centrale, Sì, insomma. per dargli proprio centralità, insomma, per Ho sentito. agevolare, quindi diciamo garantire a loro un buon risultato, insomma. Sì, anche perché i cittadini apprezzano questi servizi, Sì. quindi è giusto rafforzarli. Ecco, senti, poi c'è il punto dolens della viabilità. La viabilità è un punto dolens un po' per tutti i comuni, ma in particolare per i comuni che sono nell'Iter udinese, e per Pozzuolo, che ha questa famosa spina nel fianco della tangenziale sud, che va, non si sa, va avanti, No, ogni no, regionale mette dei soldi, insomma, la burocrazia si mette di mezzo. sta andando avanti, addirittura noi ci siamo presi in avanti adesso, presentando già dei progetti alla Regione per le rotonde che erano già nelle Sì. attività di compensazione. Comunque, diciamo, stiamo preparando i progetti per le 3 rotonde che interessano Pozzuolo, e per poter, insomma, dare là a questa opera poi. Finalmente, no, che possa partire. Ecco, senti, la Regione ha varato gli enti di decentramento regionale, che in pratica dovrebbero prendere il posto delle UTI, che avevano preso il posto delle province. È chiaro che le province ormai non ci sono più, sarà difficile che ritornino nel modo che erano prima, perché l'iter burocratico è molto farraginoso, perché bisogna 2 letture del Parlamento e via dicendo. Questi enti di decentramento, secondo me, potranno supplire a questi servizi che comunque sia i comuni e le corporazioni stanno facendo, ma però, insomma, un punto di riferimento un po' più alto forse i comuni lo gradirebbero. Sì, certamente ci vorrebbe la possibilità di mettersi insieme alcuni comuni e creare queste, diciamo, aree vaste, chiamiamole, per poter risolvere i problemi a livello intercomunale, invece che ognuno col suo orticello, insomma. Però vedo ancora un po' in partenza, non è ancora Una cosa partita questa sviluppata, cosa. Noi siamo interessati, abbiamo già delle idee con alcuni comuni limitrofi, e speriamo che trovino anche finanziamenti, soprattutto. anche dalle convenzioni per alcuni servizi, per esempio, non so, la Esatto. vigilanza, la Alcuni butto lì. servizi ce li abbiamo già con Campoformido e col comune di Udine per l'ambito territoriale omogeneo, in pratica per l'assistenza che abbiamo agli anziani. Poi abbiamo lo sportello SOAP con Udine. Però diciamo vorremmo, piuttosto che con Udine, avere un rapporto con comuni più alla pari, più e con termini, insomma, per Orbita potrebbe essere uno di questi comuni, insomma, ecco. devono essere Mortegliano, Campoformido e questi i nostri confinanti, insomma. Ecco, senti, tu mi avevi espresso nell'ultima intervista che ti ho fatto qualche, non dico qualche perplessità, ma hai detto stiamo a vedere cosa farà il governo, no? E al di Sì. là di queste prime battaglie, insomma, che mi pare che Draghi sta andando via per la sua strada in maniera molto autorevole, senza guardare in faccia a nessuno, e i partiti sono costretti a rincorrere e ad approvare le sue proposte. Ecco, cosa ne pensi di questo primo tratto
il governo. Insomma, abbiamo ripreso credibilità, ecco, questa è la prima cosa che io vedo, cioè adesso l'Italia è riconosciuta, cioè col nostro Draghi abbiamo un peso nelle varie situazioni, nelle varie incontri a livello mondiale, a livello europeo, abbiamo un altro peso e questo può solo farci bene, insomma. Ecco, quindi insomma fa ben sperare questo Fa ben governo. sperare, sì. Sarà Ecco, il problema del dopo, perché sì, il dopo sarà un problema, perché i partiti si stanno in qualche modo scrutando, stanno vedendo come sì, possono ripartire, anche perché sì, bisogna avere idee. stanno cercando di farsi tirare la volata da Draghi, però bisogna vedere poi chi è che riuscirà a raggiungere il traguardo. Ecco, poi c'è la nostra regione, che con il nostro presidente Federica, che è anche coordinatore, presidente Sì, coordinatore questo è un nazionale. bel onore per il nostro presidente della regione. Questo è un'opportunità in più che la regione ha per in qualche modo incidere anche a livello nazionale, no? Cosa ne E pensi? penso che abbia già ottenuto qualcosa in più dallo Stato, insomma, con questa sua posizione. Insomma. Ecco, un'ultima domanda per quanto riguarda la situazione economica generale. Tu sei un manager, quindi sai, hai sotto mano un po' anche la situazione delle società, delle grosse società del nostro territorio. Cosa ne pensi? Fa ben sperare questa ripresa, questi soldi che arrivano anche dall'Europa che Beh, daranno certo. mano, perché il lavoro non si crea Sì, sono fondamentali. Purtroppo il lavoro ha bisogno di investimenti e se non arrivano soldi è difficile riuscire a mettere in cantiere. Speriamo che siano distribuiti in modo corretto, non con quelle situazioni che abbiamo visto lì, redditi di cittadinanza o altre cose che hanno solo. Speriamo che sia una cosa strutturale, continua e soprattutto che garantisca al cittadino di avere una risposta anche domani, non spot come abbiamo visto, insomma. Ecco, Sindaco, un'ultimissima domanda che riguarda un po' anche l'indennità dei sindaci, no? Perché la Regione mi pare che sta studiando qualche aumento, però io ritengo che i sindaci sono sempre come procuratori dietro la porta, o Corte dei Conti, eccetera, devono stare attenti a quello che fanno e comunque per il loro lavoro, che sono imprenditori ormai, Sì, l'indennità è presibile, insomma, no? il sindaco è un lavoro che si fa per passione, certamente non per il denaro, per i soldi che danno, perché praticamente se uno pensa abbiamo lo stipendio di quello che avevano 20 anni fa ridotto del 6-7% perché c'era stata la riduzione del 2005 nel momento di antipolitica. Diciamo la responsabilità dei sindaci è notevole e invece potrebbero agire anche per non aumentare sulla detrazione, perché praticamente noi sulla paga di sindaco paghiamo le tasse per intero e quindi praticamente veniamo penalizzati notevolmente. Bisogna rivedere un po' tutto, Quindi dai. bisognerebbe rivedere un po'. Bene, grazie della chiacchierata. Naturalmente tu avrai altri lavori sicuramente adesso, appuntamenti, eccetera, e quindi io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato Grazie a te. e averti ancora qui ospite al punto a Telefriuli.